Mentre il neosindaco Martello festeggia, il candidato sconfitto lascia un'eredità pesante in consiglio comunale, più del 50% dei consiglieri. Non si placa l'ondata di maltempo in Sicilia, allerta meteo anche oggi fino alla mezzanotte. Al via con la 10ª edizione di Blues e Alenda a Mazzara, contrasto allo spaccio di droga nelle scuole, iniziative a Palma di Montechiaro, protocollo d'intesa tra centro commerciale Lions a Montevago, presentato progetto per il recupero della chiesa madre destinata ad un museo. Eccellenza, l'Acragas vince il derby contro il Castel Termini e resta in vetta alla classifica in compagnia di Canicattì e Mazzarese. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, il neosindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, dedica la vittoria alla sua famiglia che lo affianca e lo sostiene in un sogno ormai diventato realtà. Il nostro direttore Arturo Cantella. Visibilmente commosso ieri il neosindaco di Porto Empedocle Calogero Martello alla cerimonia di insediamento, il suo primo giorno tra festeggiamenti di quanti lo hanno sostenuto, di amici e parenti, presso la sala del sindaco che ha potuto contenere solo una minima rappresentanza. Quindi la proclamazione ufficiale di insediamento da parte del segretario generale del comune, l'accettazione della carica del neosindaco, il discorso di Ida Carmina che ha voluto sottolineare brevemente le cose maggiormente fatte durante la sua amministrazione, un periodo brutto vista la pandemia in corso e che sta lasciando un comune pulito da un punto di vista amministrativo e contabile, insomma i conti a posto. Almeno la soddisfazione di aver aver operato bene mi è stato riconosciuto un po' da tutti. Certo si può sempre fare di più, io sono una perfezionista e non mollo mai e quindi vedo quello che ancora avrei potuto fare. Avrei voluto raccoglierli io i frutti di tanto lavoro, ma sono convinta che il nuovo sindaco, che è persona per bene, con i suoi collaboratori riuscirà comunque a portare avanti bene le cose. Quindi il discorso del sindaco Martello che ha ritenuto a sottolineare come la campagna elettorale è finita e che ora bisogna andare avanti tutti insieme e cooperare per gli obiettivi della città di Porto Empedocle. Non nascondo l'emozione, è chiaro che indossare la fascia del primo cittadino di una città come Porto Empedocle è sempre una grande emozione. Un'emozione che è chiaro comporta anche un grande obbligo nei confronti di questa città, di cominciare a lavorare per il bene della comunità, della gente che vive in questo paese e di chi vorrà venire a visitare la città di Porto Empedocle. Alla cerimonia visibilmente commossi presenti il padre del sindaco Natale, la moglie Patrizia e il figlio. Lei è il papà, un emozionato, qualcosa ci vuole dire gentilmente? Si aspettava un domani che suo figlio diventasse sindaco di Porto Empedocle? Ho sempre creduto. Io ho creduto sempre alla forza di mio figlio. Quale raccomandazione dargli da padre a ora sindaco? Ma io non ho niente di dare raccomandazioni al sindaco perché lui sa quello che fa. Aspettava questa vittoria, una campagna elettorale sofferta, insomma un punto di arrivo anche per la politica di suo marito? Sì, lui ha lottato, ha lavorato tanto per arrivare a questo punto e sono veramente contenta che ce l'abbia fatta perché penso che per la città sia una buona risorsa, una buona... Si è rassegnato ora a non vederlo perché sicuramente i ritmi di suo marito non saranno più quelli di prima. Eh sì, questo è il retro della medaglia, fa parte, abbiamo comprato tutto il pacchetto, quindi... Ecco, una battuta al figlio, cosa dire a papà, sei emozionato, insomma le tue impressioni? Emozionato no, perché alla fine di già ho elaborato quello che è successo, però più avevo proprio voglia di vedere questo palazzo e basta, niente di che. E restiamo a Porto Empedocle dove il candidato sindaco sconfitto lascia in eredità oltre il 50% dei consiglieri comunali eletti. Vediamo. Salvo Iacono, candidato sindaco alle amministrative di Porto Empedocle, domani pomeriggio alle ore 18 incontrerà i suoi sostenitori a Villa Romana al fine di analizzare il voto di domenica e di dare comunicazioni sul proseguo dell'azione politica in seno al comune marinaro, che vedrà le liste civiche e la coalizione in maggioranza all'interno del Consiglio Comunale.
Mi preme ringraziare, scrive Iacono in una nota stampa, innanzitutto i tantissimi empedoclini che mi hanno votato e sostenuto in questa campagna elettorale, che mi ha visto protagonista non solo me, ma tutta una squadra che con determinazione ha proposto un modello di sviluppo e di progresso per la nostra città. Il progetto civico, continua Iacono, assieme anche ai partiti che al ballottaggio mi hanno appoggiato, va avanti. Siamo decisi e concentrati nel portare i risultati per i cittadini a prescindere da personalismi o beghe politiche. Faccio gli auguri di buon lavoro al neosindaco e annuncio che in Consiglio Comunale con i nostri 9 consiglieri vigileremo e porteremo avanti le iniziative in favore al territorio senza pregiudiziali di sorta e perseguendo logiche che hanno come comune denominatore la buona amministrazione e garanzia dei diritti e dei servizi che mancano quotidianamente alla città di Porto Empedocle. A San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, oggi funerali nella chiesa madre dell'insegnante di danza e ballerino Nicolas Esposto, vittima dell'incidente stradale che il 16 ottobre scorso in Arabia Saudita ha provocato la sua morte e quella di altri 2 colleghi. Il sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane ha firmato l'ordinanza che stabilisce il lutto cittadino, bandiere a mezz'asta e saracinesche delle attività commerciali chiuse dalle 15:30 alle 18 per manifestare a Mangiapane il dolore dell'intera comunità alla famiglia di Nicolas Esposto. Non si placa, anzi il contrario, la violenta ondata di maltempo che ha già gravemente devastato la Sicilia, soprattutto la parte orientale dell'isola. La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso per rischio meteo idrogeologico e idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. In particolare allerta gialla su Palermo e Trapani ed arancione su Catania e su tutta la costa orientale. E l'ufficio del Genio Civile di Agrigento, diretto da Rino Lamendola, ha riavviato la campagna per ridurre il rischio idrogeologico del territorio provinciale. Il governo Musumeci ha finanziato 7 nuovi interventi: la manutenzione del fiume Ipsas, tratto Grotte e tratto Agrigento, del vallone Cannatello, Agrigento, del canale Fiume Vecchio, Licata, dei torrenti Gurra, Menfi e Cansalamone Sciacca, e infine dei nuovi tratti dei torrenti a Palma e Mollarella, Licata. Lo stesso Rino Lamendola afferma: siamo lieti di continuare ad offrire il nostro contributo tecnico per la riduzione del rischio di esondazione dei corsi d'acqua che attraversano il territorio provinciale, con nuovi interventi di manutenzione degli alvei finanziati dal governo Musumeci. I progetti esecutivi dei nuovi 7 interventi saranno redatti e approvati dal Genio Civile entro il mese di novembre, mentre i lavori saranno appaltati entro la fine dell'anno. Sono particolarmente lieto di poter presentare assieme alla Fondazione Rimed, di cui la Regione Siciliana è partner dal 2006, le rilevanti novità che il Servizio Sanitario Siciliano si appresta ad accogliere a completamento delle iniziative pianificate e condivise negli ultimi anni dal Governo che ho l'onore di presiedere nel territorio della provincia di Palermo, in grado di fornire una risposta assistenziale di eccellenza, di ridurre la cosiddetta mobilità passiva dei pazienti verso altri servizi sanitari e di attrarre il riconoscimento di professionisti dall'indiscusso profilo scientifico. Il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica e l'ospedale ISMET 2 sorgeranno sullo stesso sito, come è stato ampiamente detto, in aree contigue, con il dichiarato intento di formare il primo polo biomedico del Sud Italia, un polo in grado di coniugare ricerca e immediata applicazione in ambito clinico. Più in particolare, ISMET 2 sorgerà su un'area messa gratuitamente a disposizione dalla Fondazione Rimed, contigua all'area dove è già in costruzione il centro di ricerca, in una posizione assolutamente strategica che lo vede prossimo all'autostrada Palermo-Trapani, alla stazione ferroviaria e all'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. Un edificio di 30.000 metri quadri in un lotto di circa 7 ettari che la Fondazione realizzerà nel territorio del comune di Carini entro la fine del 2023.
con la prospettiva di occuparsi della ricerca scientifica riferita all'insufficienza terminale degli organi, alle malattie infettive, alla oncologia, alle patologie dell'invecchiamento e alle neuroscienze. La Regione siciliana ha stabilito di impiegare per la realizzazione di ISMET 2 un nuovo ospedale di 250 posti letto, fisicamente e funzionalmente integrato con il centro di ricerca. L'Università di Pittsburgh ha affidato a proprie spese, per poi donarla a ISMET, la progettazione dell'ospedale allo studio. Il progetto prevede la realizzazione di un giardino, per esempio, nelle aree immediatamente limitrofe all'ospedale e di un bosco mediterraneo che pian piano occuperà il tessuto circostante. Il nuovo ospedale di Palermo è disegnato per rispondere in maniera ottimale ai fabbisogni sanitari emergenti da future pandemie. Tutte le stanze di degenza sono ad occupazione singola. Posso con assoluta certezza affermare che il sostegno della Regione siciliana è stato, è e continuerà ad essere convinto e costante. L'associazione ambientalista Mariamico, coordinata da Claudio Lombardo, sollecita gli organi preposti ad effettuare dei controlli sulla stabilità del ponte Fontanelle lungo la strada statale 189 Agrigento-Palermo, nei pressi del quartiere Fontanelle. Il ponte infatti appare ammalorato nella zona di appoggio delle travi nel viadotto e poi lo sgretolamento, forse causato dal transito dell'acqua piovana mal drenata dalla compagine esterna del calcestruzzo, con l'espulsione dei copriferro e il rischio cedimento dell'impalcato. Al via ieri a Mazara del Vallo con la 10ª edizione del Blue Sea Land. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via l'edizione 2021 di Blue Sea Land a Mazara del Vallo, che durerà fino al prossimo 31 ottobre, un momento di confronto sulle tematiche del Mediterraneo e sulle scelte sostenibili per la ripartenza. Il primo evento, quello in collegamento con Ecomondo, una fiera di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Quindi l'inaugurazione ufficiale con il convegno Sicilia Opportunità di Sviluppo e Cooperazione, che ha visto la relazione di Nino Carlino, presidente del distretto Pesca e Crescita Blu, Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, e l'assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca, Toni Scilla. Hanno partecipato anche esponenti del governo della Libia, del Ghana e della Mauritania. Quest'anno è la 10ª edizione, quindi ci tenevamo moltissimo a farla in presenza. Gli argomenti sono importanti, gli ospiti sono addirittura più importanti degli argomenti, abbiamo avuto risposte da parte di parecchie delegazioni straniere, siamo sinceramente soddisfatti, diciamo, al momento all'avvio della manifestazione. Speriamo che tutto proceda per come abbiamo organizzato. Oggi un importante inizio con Ecomondo, diciamo un incontro anche virtuale. Sì, noi con Ecomondo abbiamo un protocollo d'intesa, una collaborazione. Normalmente loro sono sempre stati presenti qua e noi siamo sempre stati presenti ad Ecomondo. Quest'anno è capitata l'accavallamento delle due manifestazioni, per cui abbiamo deciso di fare questo nostro convegno iniziale con loro, che viene contemporaneamente trasmesso attraverso la nostra piattaforma digitale Global Community Expo e la loro piattaforma digitale. Un importante convegno su sviluppo, cooperazione, quanto è importante, abbiamo visto anche la partecipazione di ambasciate libiche, del Ghana, insomma un evento sicuramente di livello internazionale, Blue Sea Land. Il convegno di oggi è estremamente importante perché noi diciamo che il futuro in questo mar Mediterraneo o ancora più nel Mediterraneo allargato, il futuro è sicuramente la cooperazione. Dobbiamo cercare di condividere quelle che sono le risorse e fare in modo che queste risorse vengano valorizzate al meglio ma utilizzate senza essere depauperate. Dobbiamo lavorare tutti affinché sia una edizione concreta, bisogna che
alla fine possono uscire fuori quelle politiche che servono per fare in modo che il mondo dell'agroalimentare, partendo dalla pesca, possa davvero avere poi le giuste attenzioni nei tavoli che contano a Palermo, a Roma e a Bruxelles. Comunque assistiamo sempre al sequestro dei pescherecci qui a Mazara del Vallo da parte delle autorità, in particolare tunisine. Su questo bisogna fare qualcosa di reale e di concreto anche per la salvaguardia dei familiari dei vari pescherecci. Per la verità, più che con i tunisini ultimamente il problema abbiamo con i libici. Fortunatamente, proprio rispetto alle cose che ho detto poc'anzi, con il governo tunisino siamo riusciti a trovare quella sinergia dei rapporti, degli interscambi. Bisogna farlo con la Libia. La Libia è una nazione dove l'Italia ha avuto sempre un ruolo, ultimamente non l'ha avuto. C'è stato un governo nazionale che non ha saputo esercitare il ruolo di guida sotto l'aspetto politico-economico per quanto riguarda l'Europa intera. Oggi con il governo Draghi qualcosa è cambiato e sta cambiando in maniera concreta. Io ieri ho chiesto a Battistoni di inserire la regione siciliana, insieme anche al Ministero delle Politiche Agricole, nel tavolo nazionale con gli esteri e la difesa, perché secondo me quel tavolo è manchevole se non c'è la Sicilia a discutere con i nostri dirimpettai. Finalmente torniamo in presenza, no? La pausa 2020 è stata una pausa che abbiamo mal sopportato. Il Bluesealand è un evento che ha una caratura internazionale e che trova in Mazara il luogo naturale, perché Mazara è un riferimento del Mediterraneo, un riferimento che è un po' affaticato, acciaccato e che dobbiamo rimettere al centro di modelli di cooperazione e di sviluppo che guardano intanto alla sostenibilità, che è il tema vero dei prossimi anni, e poi a modelli di cooperazione. Senza sostenibilità e cooperazione non ci può essere sviluppo nel Mediterraneo, non ci può essere sviluppo nel nostro territorio. In questo senso il Bluesealand è un'opportunità unica per ragionare di progetti innovativi in cui Mazara non potrà che avere un ruolo da protagonista. Stragi del 93, il boss Giuseppe Graviano ha continuato a fare dichiarazioni davanti ai magistrati della Procura di Firenze che indagano sui mandanti occulti delle bombe di Firenze, Roma e Milano. Ieri mattina i procuratori aggiunti hanno disposto una decina di perquisizioni a Palermo, una a Roma e una a Rovigo, per cercare riscontri a quanto detto dal capomafia rinchiuso al 41 bis dal gennaio 1994. Vediamo. Decine di perquisizioni fra la Sicilia e Roma per verificare una rete di persone di cui ha parlato Giuseppe Graviano ai PM, che avrebbe favorito e coperto le azioni del boss di Brancaccio accusato delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, ma soprattutto delle bombe di Roma, Milano e Firenze del 93. Non solo mafiosi, ma anche sospetti favoreggiatori. L'operazione, come scrive l'Espresso, ma non solo, la cronaca infatti riportata da più testate, è scattata per riscontrare le affermazioni fatte ai magistrati di Firenze nei mesi scorsi, da Graviano, già condannato a diversi ergastoli per aver ordinato, tra gli altri, gli omicidi del parroco padre Pino Puglisi, del piccolo Giuseppe Di Matteo e le stragi di Firenze, Roma e Milano. In azione la DIA di Firenze, coordinata dai magistrati della direzione distrettuale antimafia del capoluogo toscano. L'inchiesta sugli attentati mafiosi a Roma, Milano e Firenze nel 93 è stata aperta e chiusa più volte, coinvolgendo nuovamente il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e l'ex senatore forzista Marcello De Lutri, già in passato indagati e poi archiviati. La nuova indagine è stata avviata 2 anni fa, dopo che il boss Giuseppe Graviano, capo del mandamento di Brancaccio di Palermo, davanti alla Corte di Assise di Reggio Calabria, nel cosiddetto processo all''ndrangheta stragista, nel quale è stato condannato all'ergastolo, aveva accusato Silvio Berlusconi di aver fatto affari con suo nonno. Le dichiarazioni di Graviano furono definite prive di fondamento dall'avvocato Niccolò Ghedini, difensore dello stesso Berlusconi. L'indagine, coordinata dal procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo e dagli aggiunti Luca Turco e Luca Tascaroli, ha dunque l'obiettivo di accertare l'esistenza di presunti mandanti occulti delle stragi mafiose. Graviano negli ultimi tempi ha messo in campo una strategia per cercare ad un certo punto di poter pure uscire dal carcere. Ha cercato più volte di confutare dal suo punto di vista le accuse dei presunti
pentiti, ormai passate in giudicato da molti anni. Segue con attenzione tutto il dibattito sull'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo e ha spiegato più volte di aver pronto un libro sulla sua vita, forse più di uno. È in questo quadro che nei primi mesi del 2020 il boss delle stragi si è reso protagonista di una serie di dichiarazioni clamorose, tutte però da confutare, racconti messi a verbale anche davanti ai magistrati di Firenze durante 3 lunghi interrogatori in carcere avvenuti nel novembre dello scorso anno. I PM avevano deciso di sentirlo dopo lo show tenuto dal mafioso al processo 'ndrangheta stragista a Reggio Calabria, concluso però con la sua condanna all'ergastolo per gli omicidi dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. Durante una serie di udienze davanti alla Corte d'Assise calabrese, tutte tra il gennaio e il febbraio 2020, Graviano ha però parlato di imprenditori del nord che non volevano fermare le stragi, ha sostenuto di aver incontrato Silvio Berlusconi almeno 3 volte a Milano mentre era latitante. A un certo punto il mafioso delle stragi avrebbe chiesto al futuro leader di Forza Italia di regolarizzare la situazione relativa agli investimenti del nonno a Milano, facendo intendere che la condizione occulta dell'investimento doveva essere per l'appunto regolarizzata. I nomi di quei soggetti non apparivano, ha detto in aula, riferendosi al fatto che presunti soci occulti degli imprenditori di Arcore non comparissero nelle partecipazioni societarie, ma c'era una carta privata di cui parla lo stesso Graviano e di cui la copia l'aveva suo cugino Salvatore, una frase che più di altre sembrava essere un vero e proprio messaggio sulle sue parole. Il padrino di Brancaccio infatti pareva sottolineare che esistessero addirittura le prove ed è per questo motivo che sono scattate le perquisizioni della Procura di Firenze. I magistrati vogliono vedere se le gravissime affermazioni di Graviano possono essere in qualche modo riscontrate. Parliamo adesso del contrasto allo spaccio di droghe nelle scuole, in particolare a Palma di Montechiaro. Vediamo. Sottoscritto stamani presso i locali della prefettura di Agrigento tra il prefetto Maria Rita Cocciufa e il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino il protocollo d'intesa relativo al finanziamento del progetto denominato Scuole Sicure da parte del Ministero degli Interni, presenti anche i rappresentanti delle forze dell'ordine provinciale. È un altro tassello che mettiamo per migliorare la sicurezza dei territori. Diciamo che il Comune ha fatto un ottimo lavoro. Si tratta di posizionare delle telecamere nei pressi di 2 istituti scolastici e 2 piazze vicine dove i ragazzi scendono e salgono sui pullman, quindi sono le zone critiche dal punto di vista della sicurezza delle scuole e quindi riguardano gli studenti. C'è quindi un incremento anche di attività della polizia locale, ma la cosa che mi fa molto ben sperare è anche tutta questa attività di informazione che si farà nelle scuole. Credo che siano dei segnali veramente importanti, significativi di un supporto all'ente locale, quindi di una stretta collaborazione tra Stato e Comune su quello che è la battaglia comune, quella di migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini, rivolte soprattutto in questo caso alle giovani generazioni. Un importante protocollo oggi firmato qui in prefettura che riguarda la sicurezza sulle scuole. Sì, oggi è una giornata importante, siamo l'unico comune della provincia di Agrigento che è stato inserito in questo importantissimo progetto perché ci consentirà di aumentare ancora di più il contrasto del consumo delle sostanze stupefacenti, in particolare nel riguardo delle scuole, dei bambini, dei ragazzini, che sono la fascia più sensibile dove la criminalità organizzata va ad attaccare per poi creare, chiamiamoli così, nuovi consumatori. E siamo veramente riconoscenti e ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto e tutti gli uffici della Prefettura, il Ministro Lamorgese, il Sottosegretario Sibilia per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro Comune. Siamo certi che grazie al mio comandante Rosario Inquante e a tutta la Polizia Municipale riusciremo sia con le telecamere ma anche e soprattutto con l'azione di sensibilizzazione nel riguardo di questi giovani miei concittadini a scongiurare che questi possano avere una deriva sul consumo delle sostanze stupefacenti.
È un intervento importante, metteremo delle telecamere in dei luoghi molto molto sensibili e ciò potrà creare una barriera di sicurezza, quasi oggi si direbbe una bolla di legalità attorno alle scuole, in modo che diventino ancora di più dei luoghi sicuri per i nostri bambini. Quante scuole sono interessate? 3 scuole, 3 istituti comprensivi, stiamo prendendo quelli che già ad oggi hanno, grazie anche al confronto con le forze dell'ordine locale, quindi il commissariato di Polizia di Stato e i carabinieri, sono tra le zone più a rischio, si direbbe oggi, e quindi in quelle zone lì interveniamo con questi presidi di legalità, oltre che a un'azione, ripeto, di sensibilizzazione in tutte le scuole della nostra città. Scuole chiuse per 3 giorni a Messina a causa dell'allerta meteo. La decisione presa dal sindaco Cateno De Luca esclude dal provvedimento gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Per gli altri istituti è stata disposta la chiusura nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Solidarietà alle mamme, afferma De Luca, che avranno difficoltà a tenere i figli a casa per motivi di lavoro, ma io devo occuparmi di tutti. In questo momento per arrivare da Roccalumera a Messina ci vogliono 3 ore, c'è un problema riguardante la sicurezza stradale che va riprogrammata. Ho aspettato prima di prendere questa decisione perché stavo cercando di capire anche cosa valutavano a Reggio Calabria. La decisione del primo cittadino ha suscitato diverse reazioni. Tutti assieme abbiamo pensato che è una cosa assurda scrivere un'ordinanza che riguarda la chiusura delle scuole, quindi che influisce negativamente o positivamente alla vita di tutti i cittadini, dei lavoratori e degli studenti, in base agli umori degli utenti di Facebook, in base al numero degli utenti su Facebook, credo che sia veramente inaccettabile. Credo che queste decisioni debbano essere prese nei tavoli istituzionali, coinvolgere il prefetto, coinvolgere la protezione civile e poi prendere le decisioni. Non si possono classificare gli studenti, i lavoratori, i cittadini di Serie A e di Serie B. Vuol dire che i bambini piccoli della scuola dell'infanzia, stiamo parlando del target dai 3 ai 6 anni, i docenti che lavorano, i dirigenti scolastici e il personale ATA sono immuni ai rischi, quindi loro non corrono rischio, loro non viaggiano da Roccalumera, non viaggiano dalla zona ionica e quindi non prendono l'autostrada che al momento è chiusa. Noi riteniamo veramente inaccettabile e chiediamo veramente l'intervento del prefetto affinché si possa ristabilire uno stato di diritto in questa città. Tra l'altro rispetto alla diretta Facebook, nel momento in cui è stata annunciata la chiusura delle scuole, quando poi è stata firmata l'ordinanza, sono state fatte anche delle modifiche. Il sindaco ha parlato di proteste, di pressioni da parte di famiglie che invece auspicavano la riapertura delle scuole perché non sanno dove portare i loro figli. Sì, diciamo che il sindaco nel primo pomeriggio aveva annunciato in diretta Facebook, ormai è il proprio canale istituzionale, della chiusura totale delle scuole. Subito dopo ci sono state delle pressioni delle famiglie perché chiudendo la scuola ogni settimana si creano dei disagi e delle difficoltà alle famiglie. Ha deciso invece di chiudere parzialmente le scuole e tenere soltanto le scuole dell'infanzia. Noi riteniamo che questa sia una cosa assurda perché o c'è l'emergenza per tutti o non c'è per nessuno. Per questo dico che la chiusura o l'apertura delle scuole debba essere decisa nei tavoli istituzionali. Il sindaco non può decidere su Facebook in base ai propri utenti, in base a chi si lamenta di una cosa rispetto ad un'altra. Caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazzara del Vallo in provincia di Trapani il 1 settembre 2004. Nuova frase shock emerge dalle intercettazioni di Anna Corona, la madre di Jessica Paluzzi, sorellastra di Denise. I dettagli nel servizio. Lo vuoi sapere, Cufu? Tannu, io con Giuseppe. Una frase detta in siciliano, la cui traduzione però non è impossibile farsi neppure per chi il siciliano lo sconosce. Vuoi sapere chi è stato quella volta? Io con Giuseppe. È secca quanto sconvolgente la frase pronunciata da Anna Corona alla figlia minore Alice e intercettata dai carabinieri di Trapani lo scorso 25 maggio nell'ambito delle indagini riaperte in primavera della procura di Marsala. A settembre, lo ricordiamo, per dovere di cronaca la stessa procura ha chiesto l'archiviazione sul sequestro della piccola Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazzara del Vallo il 1 settembre 2004 all'età di appena 4 anni. Parole pronunciate a bassa voce, quasi sussurrate. Per le parti civili è possibile che la donna, ex moglie del padre biologico di Denise, si riferisse al sequestro della bambina. Il Giuseppe di cui si parla
non è stato identificato. Su questa intercettazione e non solo punta l'opposizione delle parti civili e dunque Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori di Denise, rispettivamente rappresentati dagli avvocati Giacomo Frazzitta e Piero Marino, alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta avanzata dalla procura di Marassala. L'inchiesta vede coinvolti, oltre ad Anna Corona, 58 anni, il 53enne mazzarese Giuseppe Della Chiave e i coniugi romani Antonella Allegrini, di 63 anni, e Paolo Erba, di 71. Gli ultimi due sono indagati solo per false dichiarazioni al PM. L'opposizione alla richiesta di archiviazione, su cui il GIP di Marassala sarà chiamato a decidere il prossimo 23 novembre, è stata formulata soltanto per Anna Corona. Quest'ultima peraltro racconta, una testimone avrebbe detto a Picerida Morse: la bimba è morta, aggiungendo: a Piera le si deve bruciare il cuore. Sulla base di questi ed altri elementi le parti civili chiedono la prosecuzione delle indagini preliminari sulla scomparsa della bambina, oggi 21enne. Mia figlia va cercata, ha detto all'ADN Cronos la mamma della piccola. Non è giusto che la verità non emerga e che i colpevoli siano liberi di girare tranquillamente. Non ho mai perso la fiducia nella giustizia italiana, così come non ho perso la speranza di riabbracciare mia figlia. Denise non è un caso chiuso, non va archiviata e va cercata viva almeno fino a quando non emergono elementi che facciano ritenere il contrario. Vanno individuati i responsabili della sua scomparsa, altrimenti sarebbe un vero fallimento per la giustizia italiana. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Recupero della vecchia chiesa madre di Montevago distrutta dal sisma del 68, illustrato il progetto che prevede anche la realizzazione di un museo. Vediamo. Questi 10 mesi di cantiere hanno segnato veramente la storia di questa comunità e oggi sono contentissima perché dopo questo incontro con l'architetto Cimino, che ha presentato questo progetto, il secondo stralcio del progetto, il fatto di essere qui con i tecnici, di essere qui con i cittadini, insomma cercare di continuare nel migliore dei modi con la condivisione, mi pare che sia anche un buon inizio di questo secondo mandato, insomma, ecco, quindi io mi auguro che il prima possibile ci sia il decreto di finanziamento dell'ulteriore somma di 1.400.000 euro, che i lavori possano continuare e che si possa arrivare appunto a coprire, a proteggere quello che è venuto fuori, proprio a conservare proprio dalle intemperie, da qualunque tipo di evento atmosferico, questo bellissimo e soprattutto indimenticabile luogo che rappresenta la memoria dei montevaghesi e non solo. E qui dobbiamo fare in modo che questo luogo diventi un luogo di memoria, di raccordo con il nuovo centro, quindi con l'attuale città, e questa disponibilità che già altre volte hanno dato ma che ora si sta concretizzando di aprire un museo renderà il percorso fruibile, consentendo anche non soltanto di venire nel vecchio sito e quindi nella vecchia Montevago, ma di venire anche nella nuova Montevago per apprezzare, ricordare, vedere con i segni del tempo quello che questa chiesa in termini di risorse e in termini di reperti e di ricordi riesce ancora a trasmettere. Grande emozione e nello stesso tempo grande speranza, perché dalla risorgere di tutto ciò che si trova sotto le pietre della Chiesa Madre c'è la possibilità di un risorgere di tutta la comunità ecclesiale e civile di Montevago. Pensiamo come diocesi che costituire insieme al Comune qui l'ente parco della memoria di Montevago può essere un volano anche di rilancio, ecco, della vita di tutta la comunità, sia dal punto di vista civile ma anche dal punto di vista economico di Montevago. Noi oggi, dopo questo primo intervento importantissimo, dove abbiamo estrapolato quegli elementi architettonici che erano caduti con quel tragico evento del 1968, del terremoto del Belice, noi oggi possiamo vedere la chiesa come ci viene consegnata. Ma per la tipologia della materia, per questa calcarenite di cui è composta la chiesa, dobbiamo pensare
che essa sarà museo di se stessa, ma dobbiamo pensare ad una protezione che non vada a ripercorrere gli elementi, impianti architettonici della stessa chiesa, ma che sia una protezione dagli agenti atmosferici per farci godere anche in futuro e quindi diventare memoria di se stesso quali erano gli elementi di quel Duomo di Montevago. Dobbiamo raccontare della vita che si svolgeva a Montevago prima, durante e dopo il terremoto, e questa è la sede appropriata, e questa è la sede principe dove noi possiamo raccontare la storia di una comunità, la storia di un territorio che ha tanto subito in tutti questi anni. Il centro commerciale Città dei Templi, Lions Club Agrigento, Valle dei Templi hanno sottoscritto un importante protocollo d'intesa. I soci Lions avranno uno spazio gratuito all'interno della galleria commerciale per svolgere azioni di aiuto e supporto alla comunità. Il servizio di Domenico Vecchio di Agrigento Oggi. Vediamo. In servizi, in tanti piccoli passi verso il ritorno alla normalità. Il centro commerciale Città dei Templi e i Lions Club Agrigento Valle dei Templi hanno sottoscritto un importante protocollo di intesa. Si tratta di iniziativa siglata dal direttore del centro Elisa La Rocca e Maria Assunta Iacona, presidente del club, che consentirà ai Lions di svolgere la propria attività di servizio in favore e a sostegno della propria comunità territoriale e di un sempre maggior numero di persone. Un protocollo d'intesa nasce con l'associazione Lions perché ci unisce molto l'amore per il territorio. Questa collaborazione nasce proprio nell'interesse di poter dare anche noi dei servizi, anche perché il centro commerciale non è solo un luogo di shopping, è un agglomerato di tante attività commerciali ma anche di attività di servizi. La cosa bella è che il centro commerciale ha tutto l'interesse per il suo territorio e poi ha tanta voglia di ricominciare e di sorridere alla vita e a una nuova realtà di vita, soprattutto di intesa, di collaborazioni, quella voglia veramente di relazione. In particolare il club di Agrigento potrà usufruire per l'intero anno sociale 2021-2022 di uno spazio gratuito all'interno della galleria commerciale per svolgere azioni di servizio, di aiuto e supporto alla comunità. In tal modo i soci Lions offriranno ai cittadini che frequentano il centro commerciale i cosiddetti service volti al supporto delle persone più fragili e di quanti si trovano in difficoltà. Essendo un'associazione che ha intenti umanitari, di volontariato, sicuramente porta avanti anche un'immagine, ma un'immagine è nulla senza l'essere, per cui noi vogliamo agire nella sostanza e questa collaborazione nasce dall'unità di intenti votata al sociale. Che cosa faremo? Noi grazie ad uno spazio che appunto ci sarà messo a disposizione vorremmo agire tramite degli screening o tramite delle attività che sono assolutamente finalizzate al bene della comunità. Nel corso dell'anno sociale infatti saranno proposte iniziative di volontariato volte a tali obiettivi, tra i quali anche gli screening sanitari gratuiti, tra questi quello del diabete e dell'Alzheimer, oltre ad altri servizi di natura sociale, ambientale, culturale, eccetera. Un importante ed innovativo accordo, dunque, che contribuirà anche a portare sempre più i Lions tra la gente e con la gente, stando tra le persone e divulgando anche il messaggio lionistico, per una sempre più elevata conoscenza del mondo lionistico e del grande servizio di volontariato che migliaia di soci Lions svolgono nelle proprie comunità. Se non lo sento mio non lo posso esprimere. Calcio eccellenza, l'Acragas vince il derby contro il Casteltermini, un successo netto che conferma la crescita dei biancazzurri, primi in classifica con Canicattì e Mazzarese. Il servizio di Carmelo Lentini.
Tutto facile per l'Acragas del tecnico Giuseppe Anastasi, che rifila una quaterna di reti al malcapitato ma generoso Casteltermini e così raggiunge la vetta della classifica pur se in condominio con Canicattì e Mazzarese. Una partita senza storia per la compagine dei Temple, che già al terzo minuto si era trovata in vantaggio con Lucas Corner, che sfrutta una corta respinta del palo colpito da Giuffrida ed è pronta a insaccare senza problemi. Un gol freddo per la simpatica squadra castelterminese, che si era presentata all'Esteto priva di alcuni titolari infortunati. A comandare il gioco è sempre l'Acragas, che al 29esimo raddoppia con Silvano. L'attaccante è abile a rubare palla al limite dell'area avversaria e con un diagonale alto direttamente all'incrocio beffa il portiere De Miere. Al ritorno in campo l'Acragas trova il tris, ancora con Silvano, il quale anticipa il portiere in uscita ed è pronto a insaccare da grande opportunista. Il Casteltermini non riesce a organizzarsi ed è così che la compagine dei Templi, dopo aver mancato per un soffio alcune occasioni propizie, eccolo andare in rete al 54esimo con Leonardi. Il ragazzo tra i migliori in campo entra in possesso del pallone, si incunia abilmente tra gli avversari, si presenta in aria e mette in rete. Da notare al 76esimo una traversa piena di Taormina entrato nella ripresa. Il finale è tutto di marca biancazzurra, con tante occasioni mancate ed un soffio con i nuovi entrati Gambino e Prestia. Un passivo davvero pesante per i ragazzi di Pinola Bianca, che ha delle buone qualità nei propri giovani, ma che peccano molto in esperienza. Nulla da dire o da aggiungere alla qualità di gioco dell'Acragas, che se vuole raggiungere gli obiettivi stagionali societari deve rimanere compatto e concentrato. La rosa è ben assortita, gli innesti sono stati tutti molto azzeccati. Adesso occhio alla trasferta di domenica prossima in Guel di Castellammare, che si ritrova sotto di appena 3 punti e cercherà il colpo gobbo per risalire la china. Nell'altro recupero di eccellenza tra Marineo ed Enna ha vinto la compagine ennese fuori casa per 0-2, con le reti di De Luca su calcio di rigore e Russo. Da sottolineare però che i padroni di casa hanno giocato in inferiorità numerica. Direi che è stata una gara veramente sentita e molto molto bella. Io sono molto contenta comunque di quello che è l'Acragas di oggi, però rimango coi piedi per terra perché comunque la strada è lunga e quindi continuiamo così che sicuramente arriveremo al risultato finale. Cosa dire, sono contenta di tutto, della società, dei ragazzi, dell'allenatore. Diciamo che non c'è nulla che non mi piace quest'anno, mi piace tutto e sono felice del risultato di oggi. Adesso l'Acragas diverte anche, vince e convince segnando tanti gol e non subisce gol da parecchie giornate. Tutto fila per il verso giusto. Sì, diciamo che tutto fila per il verso giusto, diciamo che siamo in parte riusciti a fare quello che l'allenatore, il direttore sportivo, tutti quanti noi volevamo. C'è un grande gruppo e questo è determinante e importante. Il gruppo non è fatto solamente dai ragazzi ma anche da noi società, siamo tutti uniti e lottiamo tutti per un obiettivo solo. Avete costruito una grande Acragas, adesso serve forse più presenza di pubblico nel Seneto. Sono contenta che mi è stata fatta questa domanda perché ora siamo noi a chiedere. Giustamente perché allora ogni volta viene chiesto sempre ai ragazzi, alla società, a tutti di dare il massimo, di esserci, di fare qualcosa per l'Acragas. Noi ci siamo e stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze, sotto tutti i punti di vista. E forse è il momento che adesso anche gli agrigentini, sotto tutti i punti di vista, sia a livello economico come sponsorizzazioni, sia anche solamente per prendere un biglietto e per fare il tifo a questa squadra, io credo che è arrivato il momento che loro si facciano sentire sotto tutti i punti di vista. Ci vuole ancora del tempo per amalgamare i nuovi con quelli che c'erano prima, ma devo essere altrettanto onesto, sincero, che chi c'era già da prima ha fatto un lavoro importante nel sposare il vecchio con il nuovo, tra virgolette, quindi il grazie lo devo dire ai ragazzi che c'erano prima e do il benvenuto ai ragazzi che sono arrivati adesso. 3 punti importanti, mister, condivide anche un ottimo gioco, una squadra sempre propositiva. Adesso arriva il bello, a novembre arriveranno gli scontri diretti.
Ma per scontri diretti parlate perché siamo in alta classifica. Io penso che le squadre importanti, oramai questo torneo ci dice che tutte le partite sono tutte partite importanti, tutte partite difficili. Sì, oggi un'ottima prestazione, ma al di là della prestazione a me piace sottolineare l'approccio che hanno avuto i ragazzi in questa gara, perché come diceva il mister non ci sono gare facili in questo campionato, tutti gli avversari sono degli avversari ostici e se non approcci la gara con la giusta cattiveria agonistica e con la giusta mentalità rischi di entrare in sofferenza e anche una partita che sembrerebbe facile diventa difficile. Sì, una bella prestazione, però perché l'abbiamo voluta, siamo entrati con la mentalità giusta, non sono partite facili, le squadre di mister Pino La Bianca sono sempre ben organizzate, ben agguerrite, però noi siamo entrati con la mentalità giusta e l'approccio giusto e l'abbiamo messa subito nella giusta maniera. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!